La legge regionale dice che le elezioni si convocano nella finestra primaverile, questa è la legge regionale. La legge nazionale dice che le elezioni si convocano entro 60 giorni dalla fine del quinto anno di amministrazione. I nostri tecnici dicono dobbiamo chiarire quale delle due va bene, visto e considerato che noi abbiamo questa finestra strana a causa Covid, quindi scadiamo a settembre 2025, quindi avremo più 60 giorni, perché giustamente i tecnici dicono se le convochiamo in primavera potrebbe essere che a elezioni fatte qualcuno magari che le ha perse le impugna e ci fa tornare ad elezioni, e viceversa se le convochiamo in ottobre qualcuno potrebbe dire ma dovevate convocarle in primavera, magari fanno l'impugnativa e si torna a votare. E solo che i tecnici, che hanno tutto il tempo e se lo possono prendere, vogliono una risposta dal Consiglio di Stato rispetto a qual è delle due norme che va rispettata, appunto. E quando decideranno i tecnici? Ma io penso, guardi, prendiamo l'ipotesi più vicina a noi, l'autunno 2025, siamo semplicemente ad aprile, immagino che il Consiglio di Stato nel giro di una settimana, 2 settimane, 3 settimane, i primi di maggio darà una risposta, da maggio per convocare le elezioni a ottobre, novembre, quello che sarà, perché oltre novembre non si può andare, ci si mette veramente poco, quindi sono tutti i tempi, cioè, calmi tutti perché non è che uno bypassa le elezioni, a me spiace che si prendano in giro i cittadini.